alla premiazione dei ragazzi che si sono distinti con i loro lavori nella partecipazione al concorso intitolato Un poster per la pace, che annualmente viene indetto dal Lions International Città dei Templi. Diamo intanto un benvenuto a loro e siamo lieti di accoglierli nella nostra scuola. Hanno scelto la nostra scuola come location per questa premiazione e a noi fa molto piacere. Intanto attendiamo la professoressa Monreale, la dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Camilleri, che sta per arrivare, perché abbiamo qui come graditi ospiti anche i componenti di questo Istituto Comprensivo di Favara, in particolar modo intanto la professoressa Parisi che rappresenta la scuola. Benvenuto anche a voi, ai vostri ragazzi e appunto a coloro che partecipano a questa premiazione. Benvenuti anche ai nostri ragazzi della nostra scuola secondaria di primo grado Luigi Rizzo e ai loro docenti, quindi un benvenuto ai docenti di arte, la professoressa Parisi è docente d'arte, professore Naccari e la nostra professoressa Sanzo, sempre docente d'arte alla scuola media Rizzo. Intanto io ho il piacere di dare la parola al presidente del Lions, il dottor Gioacchino Cimino, che ci illustrerà la motivazione di questa giornata, presenterà magari anche componenti del gruppo Lions. A lei la parola. Buongiorno, grazie dottoressa, grazie per averci invitato qua in questa meravigliosa location. Noi la ringraziamo sempre perché è sempre graziosa e carina nel riceverci. Noi Lions, io sono presidente del Lions Club di Valle dei Templi, che oggi mi onoro di rappresentare, sono qua in rappresentanza dei soci che sono seduti in prima fila e desidero esprimere la mia profonda gratitudine per la vostra partecipazione e sostegno al concorso Poster della Pace. Noi Lions facciamo questo concorso e da diversi decenni che noi portiamo avanti questa manifestazione. Quest'anno siamo qua in questa meravigliosa scuola e cade proprio in un momento storico critico, quello della pace. In questo concorso tramite i disegni fatti da questi ragazzi, come vedono loro la pace del mondo. È un momento critico, delicato, come voi potete vedere, notare per ora la guerra sia in Ucraina sia in Medio Oriente. Non c'è pace e queste immagini sono crudeli quando si vedono molti bambini, famiglie, donne che vengono uccise e ancora non si sa il motivo. La lucida follia di pochi uomini che sono a capo di questi stati stanno portando alla distruzione dell'umanità e ancora tutt'oggi, nonostante gli appelli del nostro di Papa Francesco, non riescono a fermarsi, non si sa dove vogliono arrivare. Ora, grazie a questi ragazzi meravigliosi che con questi disegni loro vedono la pace del mondo, speriamo che questo si avverrà. Quindi, come dicevo, hanno reso questo evento un successo straordinario. Grazie per aver incoraggiato i vostri studenti a esprimere la loro creatività e a riflettere sull'importanza della pace del mondo. Con la vostra guida stiamo contribuendo a coltivare un senso di responsabilità globale nelle nuove generazioni. Siamo grati per il vostro continuo supporto a educare i nostri giovani alla pace e alla solidarietà. Quindi ora diamo inizio a questa manifestazione. Ringrazio pure la dottoressa Monreale che non è presente, che sicuramente arriverà fra poco, e diamo inizio alla premiazione di questi disegni. Grazie.
Grazie.